Dottore Franco Micci, che è sempre in prima linea, più sono gli sbarchi, più lavoro c'è nel visitare tutti questi giovani che sbarcano quasi giornalmente nelle coste siciliane. Che situazione trova ogni qualvolta ci sono questi sbarchi? Vabbè, la situazione è, vista l'emergenza Covid, possiamo dirla critica. Critica perché naturalmente non c'è più il triage sanitario che si faceva prima. Adesso siamo ben più distanti, ben più guardinghi e molto più attenti rispetto a prima. Naturalmente c'è la problematica dell'isolamento fiduciario che fino al giorno 3 era obbligatorio, poi c'è la problematica dei tamponi, spesso tamponi che si devono fare all'arrivo, tamponi che si facevano dopo i 14 giorni dell'isolamento fiduciario e comunque una sorveglianza sanitaria molto più attiva e molto più attenta rispetto a prima. Casi difficili, eclatanti ce ne sono stati sinora. Casi difficilissimi no, qualche caso particolare c'è stato, qualche caso che abbiamo attenzionato, qualche caso che abbiamo isolato letteralmente proprio per paura di un eventuale contagio e poi magari con le analisi sierologiche e con l'analisi anche dei tamponi urinofaringei abbiamo scongiurato. Però capite bene anche per noi operatori, anche per gli infermieri che mi assistono, l'impegno e anche tra virgolette la paura di qualche contatto è sempre presente. Ci sono poi quelle che sono clandestine al 100%, cioè che sbarcano direttamente sulle coste e qualche volta ecco, la sanità italiana interviene con un po' di ritardo. Ecco, che cosa pensate di fare e che tipo di lavoro andrete ad eseguire? Vabbè, lì, nel momento in cui noi medici dell'ASP e del Dipartimento di Prevenzione riusciamo a intercettarli, riusciamo a visitare e stiamo molto attenti. Il problema questo però non è un problema nostro, è un problema ben lontano dalla nostra attività come dipendenti ASP, è un problema che va rivolto sicuramente agli organi competenti. Possiamo dire che Agrigento sotto questo punto di vista può stare tranquilla? Sì, 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 assolutamente sì, la sorveglianza sanitaria nostra è massima, i migranti che approdano alle nostre coste e che poi vengono, tra virgolette, ricoverati presso nei centri di accoglienza, personalmente vengono caricati uno per uno sul portale Covid dell'ASP, vengono monitorati 2 volte al giorno per quanto riguarda la temperatura. Infatti, alle ore 9 del mattino e alle ore 19 del pomeriggio le temperature vengono controllate a tutti i migranti che sono ospiti dei vari centri di accoglienza e poi vengono spedite immediatamente con email al sottoscritto e che poi quindi attenzionando eventualmente i casi particolari e utilizzando eventuali procedure per evitare gli eventuali contagi. Fino ad ora devo dire la verità, la situazione è stata molto molto tranquilla, la collaborazione anche dei gestori dei centri di accoglienza è massima, riescono a eseguire tutto quello che noi medici dell'ASP imponiamo loro e le procedure anti-Covid per adesso hanno funzionato bene.